Eccoci rientrati in studio, prossimamente a Penalty un appuntamento da non perdere, ma non vi vogliamo anticipare assolutamente niente adesso che è febbraio, molto presto comunque ne sentirete parlare. Campionato di eccellenza lo facciamo immediatamente, il quadro completo con i risultati e naturalmente la classifica e i commenti del girone A. A te la parola, Giulia. Camarat Mazzara Calcio 1-0, Leonfortese Pro Favara rinviata, San Cataldese Raffadali 3-0, Folgore Selinunte Riviera Marmi Custonaci rinviata, Parmoval San Sebastiano 5-1, Rocca di Caprileone San Giovanni Gemini 1-0, Alcamo Serra di Falco rinviata, Atletico Campofranco Sport Club Marsala 1-0. La Leonfortese e l'Alcamo sono le due squadre che si sono fermate per impraticabilità di campo e il Camarat ne ha approfittato per ritornare, anche se credo momentaneamente, in testa in questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica. Camarat 41 punti, Leonfortese 40, Alcamo 38, Serra di Falco 36, Parmoval 35, Sport Club Marsala 1912 33 punti, Riviera Marmi Custonaci 32, Atletico Campofranco 32, Rocca di Caprileone 28, Pro Favara 27, San Giovanni Gemini 26 punti, San Cataldese 24, Mazzara 22, Raffadali 19, Folgore Selinunte 12, chiude la classifica San Sebastiano con 9 punti. Bene, a questo punto anche il tabellino riguardante il prossimo turno. La prossima settimana sarà la settima giornata di ritorno, domenica 9 febbraio 2014. Questi gli incontri: San Sebastiano Alcamo, Serra di Falco Atletico Campofranco, Pro Favara Camarat, Raffadali Leonfortese, Riviera Marmi Mazzara Calcio, San Giovanni Gemini Parmonval, Folgore Selinunte, Rocca di Caprileone ed infine Sport Club Marsala San Cataldese. Allora Carmelo, l'impraticabilità del campo insomma, ha favorito il Camarat, però io credo che insomma, Alcamo e soprattutto Leonfortese molto presto, non è escluso, possono riconquistare la vetta. Ma diciamo che non ha favorito nessuno, perché questa è una giornata strana, diciamo interlocutoria, dove il meteo e la pioggia l'hanno fatta da protagoniste, perché sono state rinviate 3 partite, ma anche 3 partite molto importanti per il quadro della classifica, perché la Leonfortese di Mirto, dopo aver riconquistato il primato, oggi non lo ha potuto difendere contro il Pro Favara. È stato rinviato anche quella che era la partita di cartello che metteva di fronte Alcamo e Serra di Falco, ed è stata ferma ai box sempre per problemi meteorologici anche il Riviera Marmi Custonaci, che è forse la squadra che sta meglio, una delle squadre più in forma di questo campionato. Da segnalare c'è solamente la sconfitta del Marsala a Campofranco e il fatto, come dicevi tu, che il Camarat in questa giornata interlocutoria si riprende la vetta vincendo di misura, ma meritatamente, con il Mazzara, ma è un primato che lascia il tempo che trova, senza il recupero delle partite possiamo dire ben poco. Certo. Mister Di Stefano, e poi voglio sentire anche Nino Mirabito. Il Serra di Falco indubbiamente nello scontro diretto può sperare, insomma, contro l'Alcamo di rientrare nel giro potenzialmente della squadra che può vincere questo girone A del campionato di eccellenza. Possiamo anche cortesemente far rivedere la classifica, così possiamo commentarla ancora più nel dettaglio insieme a Mister Di Stefano. Girone A del campionato di eccellenza. Beh, diciamo che il campionato ancora Aperto. è aperto, indubbiamente. Tu vedi, la classifica è corta, 41-40, anche se la Leonfortese, che oltretutto è bella da un amico nostro, Mirto, deve recuperare una partita, l'Alcamo, quindi per cui i giochi ancora... Bisogna aspettare ancora qualche settimana. E poi il Camarat è un'ottima squadra dove è ben allenata da Renato Maggio, sì. l'ex attaccante, oltretutto anche nome storico della Ciriale. Sì. Io fratello giocavo con me a Mascalucia, interregionale, quindi figurati. Ho capito. Quindi è un campionato ancora da attenzionare molto attentamente. Ci piace questo equilibrio in questo girone A del campionato di eccellenza, Nino Mirabito, anche perché credo che insomma, la qualità tecnica delle squadre è considerevole. Certo, ogni domenica tutti quanti beneficiamo comunque di partite ben giocate, ovviamente
fino all'ultimo minuto, e questo consente di avere ogni settimana uno spettacolo, no? Anche Vedi abbastanza posizionata gradevole. bene la Leonfortese? oppure Leon il Fortese, Camarata? guarda, ha un occhio di simpatia da parte mia, perché è la dimostrazione di come negli anni è riuscita ad organizzare per bene una struttura che, partendo da una prima categoria, adesso va. Quando c'è l'organizzazione i successi arrivano. Non è un caso. Non è un caso, infatti. Bene, adesso approfondiamo un po' di più il campionato di eccellenza con il girone B. Tra poco vi sveleremo anche perché. Per intanto diamo subito lettura dei risultati di questa sesta giornata, oggi domenica 2 febbraio 2014. A te la parola, Giulia. Modica, Città di Rosolini 0-0. Sporting Via Grande, Città di Vittoria 0-0. Taormina, Acireale FC 2-2. San Gregorio, Gimnica Scordia 1-2. Catania San Pio X, Mazzarrà 2-1. Tiger, Mister Bianco 1-0. Acireale 1946, Rometta 2-0. Igea Virtus Sport Club Siracusa 0-2. La Tiger, vincendo, guadagna ancora qualche punto di distacco nei confronti del Football Club Acireale, ma la classifica è ancora assolutamente corta e credo che ancora riserverà parecchie sorprese. Guardiamo la classifica al completo. Tiger 48 punti, Football Club Acireale 44, Igea Virtus Barcellona 37, Catania San Pio X 36, Sport Club Siracusa 36 punti, Taormina 35, Modica 33, Mister Bianco 31, Gimnica Scordia 31 punti, Città di Vittoria 27, Sporting Via Grande 26, Acireale Città di Rosolini 18 punti, San Gregorio 17, Rometta 16, chiude la classifica Mazzarrà con 9 punti. Sottolineiamo che la Ciriale, il Modica e il Vittoria hanno anche un punto di penalizzazione. Lettura anche in questo caso del prossimo tabellino, della prossima giornata, sarà la settima di ritorno, domenica 9 febbraio 2014. Questi gli incontri: Sport Club Siracusa Ciriale 1946, Rometta Catania San Pio X, FC Aciriale Città di Rosolini, Mister Bianco Igea Virtus, Gimnica Scordia Modica, Mazzarrà San Gregorio, Taormina Sporting Via Grande ed infine Città di Vittoria Tiger Brolo. Allora, tra poco approfondiremo anche un fatto che è successo a Brolo, che riguarda soprattutto un nome storico importante del calcio italiano e siciliano, ovvero mister Gigi Chiavaro, ma per adesso diamo il quadro tecnico, lo facciamo insieme al nostro Carmelo Puglisi. È stata una giornata sicuramente a favore della Tiger Brolo, che riprende la sua mini fuga. Abbiamo vinto col Mister Bianco, ha vinto col Mister Bianco, ne parleremo dopo, ma soprattutto il Football Club Acireale non è andato oltre il 2-2 a Taormina. Una partita molto bella, molto spettacolare. Doppietta di Casella per la formazione di De Cento, doppietta di Daniele Costa invece per quella di Salvoricca. Nella parte bassa della classifica bisogna sottolineare la continua rimonta della Acireale, che oggi non ha faticato più di tanto per battere il Rometta, tra l'altro in una vigilia strana. Il Rometta venerdì pomeriggio aveva annunciato il ritiro dal campionato, nel giro di un'ora è arrivato il dietrofront. I tirrenici oggi si sono presentati al Tupparello, hanno giocato anche la loro partita con grandissima dignità, ma sono in un momento di estrema difficoltà. Va sottolineata anche la vittoria del Siracusa a Barcellona con l'Igea Virtus, e soffre invece la San Pio X per avere ragione di un modesto Mazzarrà sempre più fanalino di coda. Bene, abbiamo detto che dobbiamo parlare di qualcosa che forse esula dal calcio giocato in campo, ovvero di qualcosa che è successo a Brolo sabato nell'incontro tra la Tiger Brolo e il Mister Bianco. Ce lo racconta nei particolari, perché insomma le cronache non hanno spiegato secondo me in maniera dettagliata cosa è successo effettivamente sabato nel campo di Brolo, e abbiamo a tal proposito il collegamento con mister Gigi Chiavaro, allenatore appunto del Mister Bianco. Buonasera mister. Buonasera. Allora, intanto grazie per aver accettato insomma la possibilità di raccontarci. È caduta la linea nel frattempo.
Vabbè, tra qualche istante vedremo di ricollegarci. Nel frattempo parlo subito con Turi, perché le cronache dicono che è successo un po' di confusione a Brolo, e Gigi Chiavaro, insomma nome che non sto qui a presentare perché tutti conoscono, tutti. insomma ha subito probabilmente qualcosa che non è molto lecita. Vedi, io Brolo la conosco perché negli anni del Mascalucia, diciamo del 78, 79, gli anni 80, una piazza lì poco ma poco, diciamo così, edificante, perché succedono spesso queste cose lì. Non so quello che è successo con Adesso Gigi, ce lo facciamo comunque ce la raccontare facciamo perché dare. abbiamo ripristinato il collegamento con mister Gigi Chiavaro. Mister, buonasera. allora intanto le dicevo grazie per aver accettato la possibilità di raccontarci Grazie a voi. cosa è successo. Se devo essere sincero, noi volevamo fare anche un collegamento con il presidente della Tiger, ma è praticamente irraggiungibile, per cui per adesso... La vergogna delle persone, delle società, non ha paragoni. Allora, facciamo una cosa, mister, ci racconti effettivamente cosa è successo sabato, poi dopo chiaramente tutti potranno capire e valutare bene quello che effettivamente è accaduto. Stavamo iniziando gli sodesi nel primo tempo, tutto ad un tratto hanno aperto una porta dove c'erano più di 10 persone, dirigenti, magazzinieri, e hanno iniziato a impedire contro di noi, anche se loro vincevano perché forse avevano paura, non lo so. Io parlo con la sincerità mia, sempre mia, stavo spingendo i miei ragazzi dentro lo spogliatoio per non far litigare con nessuno. Arriva un signore, mi prende per il giubbotto, mi dà un pugno, non lo so se poi è stato un pugno in viso, con fuoriuscita di sangue, che neanche me ne ero accorto. E da lì è successo un parapiglia, perché d'altronde con la fortuna che ho, che gioca mio figlio con me, è diventato un pazzo, perché ma anche gli altri ragazzi, tutti, tu pensi che non volevamo i ragazzi, ha detto non entriamo più in campo perché è una vergogna. In poche parole, è stato un vero e proprio attacco quasi senza motivo, perché insomma mi stai dicendo che vincevano addirittura. Sì, e qui, insomma 1-0, avevano fatto gol, forse, perché il problema è che avevano paura di noi, perché non lo so, forse il visto bianco fa paura, anche se abbiamo pochi punti in confronto a loro, però tutto quest'arte, queste cose non lo so, perché quando una persona ti viene, io voglio spingere i miei ragazzi per non fare litigare, per non fare discussione con gli altri, pensiamo alla partita, uno mi viene di dietro, mi prende davanti col giubbotto, poi mi dà un pugno in faccia, che mi è uscito il sangue, anche l'altro ha visto tutto e sicuramente scriverà tutto in referto perché mi aveva detto. Ma il risultato è stato omologato? Sa se il risultato è stato omologato almeno dall'arbitro o ha continuato pro forma? Sicuramente sì, perché l'arbitro e i guardaline poi penso che hanno fatto entrare nel suo spogliatoio a farmi sedere, a farmi prendere un po' d'acqua, il 118 mi medicava la ferita. Incredibile. I carabinieri sono arrivati, volevano che io querelavo questa persona. Sono stato sempre nel mondo del calcio, querelare una persona per cazzate, perché per un pazzo che uno fa queste cose qua, anche se meriterebbe di essere querelato. Però, e infatti, conosciamo la tua signorilità. Mister, lei prima ha detto una cosa, adesso parliamo più di calcio, perché insomma archiviamo questa tristissima pagina. Sì, è meglio, perché sono cose brutte che non stanno nel cielo intero. Mister, lei prima ha detto una cosa abbastanza riconosciuta anche nell'ambiente calcistico dilettantistico. Hanno paura di noi. In effetti, nell'ambito di questo girone B di eccellenza, il Mister Bianco viene riconosciuta come di una delle squadre che ha forse più qualità nel proprio organico. Però vi manca qualche punto. E voi a dicembre, d'altro, vi siete anche rinforzati con l'arrivo di Genova in attacco. Sì. È quello che ci mancava. Noi giochiamo bene, perché anche ieri, il secondo tempo, li abbiamo chiusi nella loro metà campo. Tu pensa, traverse, palle, non abbiamo sbagliato dei gol, soprattutto col portiere, non siamo riusciti a pareggiare, però io sono dell'idea che come gioco, come ragazzi, come qualità dei ragazzi, forse siamo superiori a qualcun altro che ci precede in classifica. Mister, settimana prossima l'incontro però con l'Igea Virtus, insomma anche per cercare un po' di sdrammatizzare, anche se non si dovrebbe sdrammatizzare l'accaduto, però servirà anche un po' per ricaricare le batterie all'interno del gruppo, penso, no? Ma questo sicuramente, perché noi adesso le ultime partite che ci rimangono, mi sembra sono 9 partite alla fine, noi non abbiamo più quasi scontri diretti, tranne questo con l'Igea e poi in casa con la San Pio. Però ce l'abbiamo in casa, poi abbiamo tutte le squadre che ci sono sotto di noi, perciò cerchiamo di fare il meglio possibile, perché i ragazzi vogliono veramente, arrivando a questo punto qua, cercheremo se ce la facciamo di arrivare ai playoff.
Mister, abbiamo qui Turi Di Stefano che deve farti una domanda, mi raccomando. Io, Sì, no, sì, no. infatti. Io ho tempo a salutare Gigi perché ci conosciamo da tanto tempo, persona seria, umile. Cose incredibili, E- quelle che e ha uno detto che- Gigi sono cose No, perché vede incredibili. Gigi, quando io allenavo in Mascalucia a Brolo queste cose purtroppo succedevano lo stesso ai tempi di Pippetto Figueres. Ma Quindi, potevano succedere 20 anni fa, 30 anni fa. ma no? io pensavo che tanta gente era matura, ormai tutte queste cose finissero, però tu sei una Ma persona... dipende dove vai tu, perché Sì, in certi campi ancora succedono queste cose, non ti credo. Sì, Perché sì, devi indubbiamente. vedere dove vai, se hanno la cultura calcistica, se hanno fatto categorie o se hanno fatto sempre la prima o la seconda categoria. Lo Si so. trovano là perché si trovano là. Ma comunque se sono delle persone serie, questo signore che esso sia, lo dovrebbero escludere lì dalla società, indubbiamente. Tu ieri eri il magazziniere, te lo dico. Ah, ieri è magazziniere addirittura. Già si conosce bene allora il nome e il volto di questa persona. Esatto, esatto. Ma il volto me lo ricordo, il nome non lo so. Vabbè, per dire, è un magazzino, è un tesserato della società. Dicevo- Anche i carabinieri mi dicevano, ce lo descrivo, io non lo descrivo, so che è il magazziniere perché lo vedevo prima della partita là che camminava, faceva. Tra l'altro Gigi, perdonami, io volevo anche sentire, con tutto il rispetto per tutti, anche l'altra campana, però il presidente della Tagher è stato irraggiungibile tutta la giornata di oggi. Se comunque il presidente Ma vorrà ti dare posso una... dire una cosa, anche gli altri dirigenti, tutti anche i ragazzi della Tiger mi venivano tutti a chiedere scuse, si scusavano tutti. Immagino, Esatto, immagino. esatto. No, dicevo, se eventualmente il Presidente volesse intervenire in nostra trasmissione per scusarsi, noi siamo ben accetti, anche la prossima settimana, perché comunque, insomma, scusarsi fa sempre bene, soprattutto nei confronti di una persona come quella tua, che insomma è sicuramente di grande qualità e di sportività nel mondo calcistico siciliano, italiano in genere. Sì, Quindi... sì, ma guarda, io ti posso dire solamente che l'arbitro ha visto tutto, poi se scriverà sicuramente tutto quello che ha visto, la fuoriuscita di sangue, l'aggressione che ho subito, questo lo scriverà, poi sarà il giudice sportivo a dire qualcosa. A valutare perché bene. Io per carattere mio, per me è finita, basta, No, rimane il rammarico, l'amarezza, io Certo. dopo 40 anni devo subire ancora queste cose qua. Infatti, non penso proprio che sia il caso. Noi ti No, auguriamo... Mister, un'ultima Sì, domanda. Lei, veloce. lei quest'anno si è trovato a fare l'allenatore per caso dopo l'esonero di Per Serpinelli? caso, bravo. Lei l'anno prossimo ha intenzione di continuare o tornerà dietro la scrivania? Ma io penso di no, perché ormai con l'età e poi quando uno subisce queste cose qua viene voglia di mollare tutto e, e starsene a casa con i figli, con la moglie, con tutti, perché l'amarezza è tanta, credetemi. Io avevo deciso di non allenare più perché, sai, a ricordo di una certa volta... Sei stato coinvolto poi alla fine. Dicevo, sei stato coinvolto. Perché come società non è che potevamo andare a spendere veramente altri soldi per gli allenatori, poi i ragazzi stessi, il presidente, l'unico che spendiamo, tu conosci la squadra, l'allenatore, basta. Vabbè. Eh, Ok, allora non noi lo ti... dobbiamo fare completamente, perché Immagino. ormai Allora con ti la testa auguro- non c'ero più. Ti auguriamo chiaramente, non dico la pronta guarigione perché da quello che stiamo sentendo... No, non c'è niente, non c'è un piccolo niente, graffetto perfetto. solo un po' di gonfiore. Allora basta. ti auguriamo il buon lavoro e naturalmente buona fortuna per il Mister Bianco Grazie a voi, 2013-2014. grazie a tutti. Grazie a Ciao, Gigi Gigi. Chiavaro. Ciao Ture, Ciao. ciao. Bene, Grazie. abbiamo chiuso a questo punto anche la parentesi dedicata al campionato di eccellenza e chiudiamo anche a questo punto con i tuoi saluti, Carmelo. Buona settimana a te, Ettore, e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. A domenica prossima. Perfetto, noi ci fermiamo, abbiamo lo spazio dedicato alla pubblicità, tra poco rientreremo in studio, ci sarà con noi Ciccio Rametta, ma soprattutto parleremo del campionato di promozione. Restate con noi.